Sì, innanzitutto vorrei invitare i telespettatori a firmarsi così da agevolare il sorteggio della maglietta e ovviamente il Napoli ci dà tanto da parlare e sono arrivati tantissimi messaggi, in particolare da casa chiedono: il Napoli deve semplificare il gioco, quando scendono sulla tre quarti laterale o sul fondo devono crossare, invece tentano sempre di porta. Poi Michele chiede a Lucariello perché Reia non mette in campo contro l'Inter Aronica e Zalageta, e ancora perché Lavezzi non sta giocando al massimo delle sue possibilità, e poi è arrivata una fotografia di Patrone con la cravatta nero-azzurra e quindi come si giustifica? Questo lo posso... Sentiamo Valentina dai telespettatori. Sì, Antonio, devo dire che sono messaggi per tutti in studio e Francesco C'è scrive: un grande saluto al baffo che non perdona Ciccio Marolda. E poi ancora Luciana De Vita scrive: grande uno di noi, e fa un pronostico Inter 1 Napoli 2. E poi ancora Michele da Formia scrive: il dottor Patrone è uno dei miglior tifosi del Napoli e vinceremo domenica grazie ai suoi cornettini magici contro la sfortuna. E infine Nicola da Sant'Antimo scrive: non riesco a capire come un talento giovane come Russotto non ha un posto da titolare ed è sempre in tribuna. Però, sentiamo Valentina, perché stanno arrivando moltissime mail e sms. Corrado da Varese chiede a Ciccio Marolda: che ne pensi se il Napoli domenica giocasse con Denis e Zalageta in Azacco e Lavezzi dietro le punte? E ancora ci scrivono: siete una squadra fortissimi. Enzo ancora: ci vuole un centrale forte. E infine Paganese: mi dispiace ma domenica il Napoli prenderà minimo 3 gol, il divario con l'Inter è enorme, e poi quale giocatore del Napoli sarà in grado di fermare questa? La giriamo a Patrone. Allora facciamo rispondere Patrone. Io strada facendo mi sono perso la maglietta, la vado a recuperare. Sentiamo ancora i telespettatori. Ricordiamoci la maglietta messa a disposizione da Diadora, il negozio di Fuorigrotto di Florestini a Via Marino. Tranne Paganese. Ida subito Paganese, dice Patrone. Subito risponde a Paganese Ida: al contrario di Paganese l'Inter domenica prenderà 3 palloni. E poi Nicola da Sant'Antimo chiede a Gianfranco Lucariello: l'attaccante ideale vicino a Lavezzi e Rocchi, cosa ne pensa? E ancora Angelo da Villaricca scrive: quest'estate quanti di noi tifosi pensavamo di trovarci a questo punto del campionato, terzi in classifica con 24 punti. Bravo, perciò signori andiamo a Milano e vediamo che succede. Filli scrive: siete tutti molto bravi.